So già tutto. Se con la vostra saggezza non potete darmi un consiglio, allora ditemi chi è saggia la mia decisione e con questo coltello mi aiuterò subito. Aspetta, figlia. Se piuttosto di sposare il conte Paride tu hai la forza di volontà per ucciderti, allora è probabile che tu voglia tentare una cosa simile alla morte per sfuggirla, per allontanare da te questa vergogna. Se tu ne avrai la forza, io ti darò il rimedio. Piuttosto che fare questo matrimonio, padre, ditemi di lanciarmi dall'alto di una torre, di entrare in una strada infestata dai briganti, di entrare in un covo di serpenti, io lo farei! Per diventare moglie immacolata del mio dolce amore. Aspetta. Giulietta. Ora torna a casa. Mostrati allegra. Acconsenti di sposare il conte Paride. Domani è mercoledì. Questa notte fai in modo di dormire sola. Nemmeno la balia lascia entrare nella tua stanza. Quando sarai sul letto, prendi questa fiala e il suo contenuto fluido, bevilo tutto. Subito sentirai come un torpore freddo. Il polso cesserà di battere. Nessun calore, nessun respiro proverà che sei viva. Le rose delle labbra e delle guance diventeranno bianca cenere. Gli occhi si abbasseranno come quando la morte tiene fuori la luce della vita. Ogni movimento sarà bloccato, gelido, freddo come la morte. E in questa parvenza di morte tu rimarrai per 42 ore e poi ti risveglierai come da un piacevole sonno. Dunque, quando al mattino arriverà lo sposo per tirarti giù dal letto, tu sarai là sul letto morta. Quindi, secondo l'usanza del nostro paese, su una bara scoperta sarai portata nello stesso antico sepolcro dove giacciono tutti i Capuleti. Romeo, informato da una mia lettera del nostro stratagemma, verrà qui, sarà lì al tuo risveglio e ti porterà a Mantova con sé. Così sarà. Se nessun volubile capriccio o paura femminile allontanerà il tuo coraggio durante l'azione. Datemi, padre, non parlatemi di paura. Ora va, sii forte e fortunata in questa decisione.